il prossimo senatore, la prima volta che sono andato in Veneto, se non mi ricordo male, una novità anche per lui. Andrea Bonaccina ha iniziato le sue carriere nelle giovanili della pallacanestro Cantù, dove ha lavorato dal 2007 al 2009. Dopo aver lasciato il vivaio casturino, ha allenato in provincia sia nella settore giovanile che nelle squadre senior. Passato l'Aurora Pesaro nel 2012, in 2 anni di attività da capo allenatore raggiunge le finali nazionali under 15. Nell'estate 2013 passaggio a Casal Posterlengo, dove prima ottiene un terzo e quarto posto italiano con i gruppi under 17 e under 19 e l'anno successivo diviene vice allenatore della squadra in Serie A2 con Alex Finelli. Nel 2016 la prova la Club Basket Ferrara in Serie A2, prima come assistente di Tony Trullo, Adriano Furlani e infine Alberto Martellosse. Da gennaio 2018 diventa capo allenatore e raggiunge i playoff di categoria superando Scafati al primo turno. Dicono di lui, un allenatore di valore, motivato e preparato, che sa infondere energia, passione e valore. Con le sue massime, la difficoltà di noi allenatori è quella di ricordarci che dobbiamo esaltare l'individualità di ogni giocatore, facendolo in uno spartito comune. Solo i giocatori, i protagonisti, sono loro quelli che scendono in campo. Il nostro compito è quello di farli rendere al meglio. Andrea Bonaccina. Dopo la pausa e questa occasione è sempre difficile, cercherò di essere breve e di lasciarvi qualcosa. Intanto, prima di parlare di Kerrol, che apro due parentesi in dettaglio, sarà un po' diverso rispetto a quello che mi ha preceduto, nel senso che userò i ragazzi come lavagna campo, partirò su 1-5 per dare qualche spunto tattico su come vedo io Kerrol. Prima però 4-5 concetti che ci tengo a esprimervi sul ruolo che per me è quello di allenatore. Su cosa non dobbiamo mai dimenticarci? La prima cosa che non dobbiamo mai lasciare a casa è quello che io chiamo il sesto uomo, che siamo noi, perché in fin dei conti siamo dei pazzi scatenati. Chi lo fa di professione ha avuto il culo, onestamente, di essere al posto giusto, al momento giusto, come è capitato a me una stagione e mezzo fa, ha a che fare con dirigenti assenti che ti giudicano, con presidenti che di basket capiscono forse poco e che se vinci sei bravo, se perdi hai fatto una partita della Madonna sei pirla se va bene e ti mandano via alla seconda di tutto. Quindi siamo dei matti. Chi non lo fa di professione ma lo fa per passione è ancora più matto, perché lavora 8-10 ore al giorno, magari in contesti super faticosi, moglie, figli a casa, una famiglia da mandare avanti, la sera cosa fa? Va in palestra con dei bambini, genitori rompi i coglioni tutte le sere, se va ogni 2-3 sere se va bene. Anche lì, dirigenti che ti chiedono l'unica cosa che non dovrebbero chiedere, cioè vincere, e quindi insomma siamo dei matti, ma questa pazzia è quello che ci guida e dobbiamo tenercela sempre addosso. E ve lo dice uno che ha perso 8 delle ultime 10 partite e quindi si siede ogni tanto, traballa un po' la panchina, ogni tanto ultimamente sempre qualcuno di sedia meno, però insomma me lo dico a me stesso prima che dirlo a voi, insomma teniamo questa pazzia che ci fa fare questa passione, perché è una passione, questo lavoro perché è un lavoro, e noi dobbiamo essere il sesto uomo delle nostre squadre sempre. Seconda cosa, gli errori. Diffidate sempre degli allenatori che vi dicono che vogliono eliminare gli errori. Per me è la cosa più sbagliata che esiste. La pallacanestro, come tutti gli sport, è un gioco di errori ed è un gioco di gestione eventualmente degli errori e di limitazione degli errori, ma ben vengano gli errori, soprattutto con i ragazzini, soprattutto nella pallacanestro giovanile. Incentivate i vostri ragazzi a sbagliare. Il mondo è pieno di ragazzini che fanno le cose al 10% fatte bene, o di giocatori senior che contro zero sono dei fenomeni perché vanno al 30%. Poi arriva un contatto fisico, bisogna alzare un attimo il ritmo, finisce tutto. E fateli sbagliare.
fateli sbagliare, che voli qualche palla in tribuna quando si fanno lavori di fondamentali, di 1 contro 0, di collaborazioni, che vada qualche palla in tribuna. Quindi gli errori come compagni di viaggio. Una grande capacità che dobbiamo avere, quella di ascoltare. Senza di noi i giocatori possono allenarsi, senza i giocatori noi non possiamo fare un allenamento perché siamo come me adesso, guarda solo al massimo faccio 2 tiri. Ascoltiamo i nostri ragazzi, che siano i bambini, guardiamoli, vengono in campo e sorridono, bravi, va bene. Vengono in campo col muso lungo, vanno fuori con la testa china, così c'è qualcosa che non va. E dobbiamo essere noi a capire queste cose qua, quindi la capacità di ascoltare, ma, e qui parlo per un livello più alto, quando siamo con gli adulti, la capacità di sintesi, poi tocca a noi decidere, perché siamo chiamati a fare il nostro ruolo, allenare vuol dire decidere, perché siamo noi ad avere la percezione ultima di quello che succede sul campo da pallacanestro, siamo noi chiamati ad assumerci la responsabilità di fare da trade union, da tutte le opinioni che abbiamo sentito ascoltare. Quindi non abbiate mai paura di decidere, non abbiate mai paura di sintetizzare, non abbiate mai paura di portare avanti quelle che sono le vostre idee. E lì non si perde mai. Coerenza e capacità di sintesi. Perché la sfida qual è? A ogni livello. E parlo qua non di ragazzini ma di senior, dalla prima divisione che ho avuto la fortuna di giocare e di allenare e vincere, quindi sono partito ancora più sotto dal basso, ma è forse il campionato che ricordo con maggiore gioia, è coniugare le varie istanze personali in un linguaggio comune, altrimenti non si va da nessuna parte, altrimenti ognuno comincia a seghettare una cosa di qua, quell'altro dice una cosa dall'altra parte, poi ne dice un'altra, si creano i soliti casini in ogni gruppo di persone. Quindi coniugare un linguaggio comune. Poi le due cose più importanti. La prima, il semplice vince sempre. Il primo comandamento che mi do ogni giorno entrando in palestra è: non far danni, Andrea, per favore. Non far danni. È uno dei più grandi rischi che corriamo, quello di allenare troppo. Gli americani lo chiamano overcoaching. Io a livello senior ne vedo tantissimo anche di overboarding, cioè tanta lavagnetta, tanti scarabocchi, troppi scarabocchi. Lasciamo giocare il semplice vince, il facile vince sempre. Ed è una cosa che io non credevo, ma che ho scoperto allenando i giocatori bravi, allenando i giocatori che hanno giocato nell'Eurolega, per fortuna mia, spero che lui per lui possibile, allenando i giocatori che hanno giocato in Serie A. Sono le cose facili che fanno la differenza. Non facciamo l'errore di rendere il facile difficile. E l'ultima cosa, la prospettiva sempre. Ogni volta che entriamo in una palestra, non dimentichiamoci che la pallacanestro è prima di tutto un gioco. Spesso ci sono i genitori, e ne ho trovati tantissimi, dai gruppi eccellenza ai gruppi provinciali, che chiaramente ognuno è Michael Jordan, ogni figlio è Michael Jordan, ogni invece figlio che può mettere un attimo di difficoltà il proprio è scarsissimo, e ogni partita è la finale di Eurolega, e ogni partita è, insomma, vita o morte, la giusta prospettiva. Quando le cose vanno male io prendo la palla da calcetto e l'attivazione con 10 minuti di 5 contro 5 calcio a 5, dalla Serie A2 alla prima divisione, perché i giocatori che entrano già con 1 milione di cose in testa, 1 milione di sovrastrutture, parlo per il mio livello, ma insomma ognuno si porta, chi gioca per passione si porta magari le fatiche di una giornata di lavoro, dei problemi a casa, invece chi gioca per professione si porta le parole del procuratore, le parole del presidente, le parole dei compagni, le parole dei tifosi, quindi tutto un casino in testa, via, scioglie, leggerezza. Quando le cose vanno male, io ogni tanto arrivo, prendo la palla da calcetto e si gioca e ci si ricorda che bisogna sempre mantenere la giusta prospettiva. Ci sono delle cose purtroppo che noi allenatori non possiamo controllare, gli infortuni a ogni livello, purtroppo. 2. L'imponderabile dettato da un'azione costruita perfettamente che finisce per il tiro perfetto che hai costruito col tuo giocatore migliore che è 9 su 9 fino a quel momento, ferro fuori. O viceversa l'azione degli avversari
più di merda che c'è, la tua difesa perfetta, finisce step back sul piede, tabella, canestro, perdi la partita e sei chiaramente l'ultimo dei coglioni. E se la vinci invece con una culata pazzesca sei Phil Jackson di noi altri. Insomma. Quindi ci sono cose che non possiamo controllare, dobbiamo farcene una ragione e soprattutto non dobbiamo lamentarcene, perché ritorno alla pazzia iniziale. Se abbiamo scelto da pazzi questa passione o questo lavoro, non possiamo lamentarci poi di queste cose qua. Quindi ci tenevo a iniziare il mio intervento lasciandovi questi flash che sono secondo me molto più importanti di quelle cose che più o meno sapete che andrò a dirvi riguardo a questa volta l'attacco, ma deve essere la difesa. Insomma, alla fine sono le persone che fanno la differenza e i gruppi vincenti sono quelli in cui gli allenatori, le società riescono a creare delle economie di scala emotive, cioè quelli in cui i giocatori in campo, che sono le 5 dita di una mano, poi si chiudono in un pugno e la loro somma è sempre qualcosa di più. Sembrerà banale, se lo dicono tutti i gruppi, ma i gruppi poi in cui si riesce a raggiungere questa cosa qua sono quelli che vincono qualche partita in più, sono quelli che fanno la differenza. Ad ogni livello, dai bambini del mini basket ai professionisti della Serie A. Quindi lavorate sul capitale umano e il primo capitale umano siete voi e siamo noi e non dimentichiamocelo più. Il mio argomento, il pick and roll, crocio delizia, abuso o risorsa? Insomma, purtroppo dai campionati giovanili forse a qualsiasi livello alla fine, insomma, ci sono tante statistiche a livello alto, tantissimi programmi, insomma, bene o male quasi il 70% delle azioni offensive di una partita parla di pick and roll. Per tanti è un palliativo, cioè il male minore con cui curare un attacco stitico, per altri invece è uno strumento, come lo è per me nel mio piccolo. Ma prima di tutto, secondo me è importante che il pick and roll non diventi per noi allenatori una maschera che nasconda qualcosa che non sappiamo fare. È un qualcosa di automatico che si fa tanto per fare, perché vabbè, pick and roll, dai. Il famoso testa, L o come tutti lo chiamiamo, insomma. Quindi, un elemento tecnico. La prima distinzione che voglio fare, e faccio un preambolo abbastanza teorico, riguarda i tipi di pick and roll diversi che ci possono essere sul campo da pallacanestro concernenti la spaziatura. Quale spaziatura? Quella dei giocatori non individualmente coinvolti nel gioco. Ho bisogno di 5 giocatori, facciamo 5 rossi, un pallone. Allora, chiaramente non pretenderò da loro che eseguano alla perfezione i concetti di cui andrò a parlare, ma li userò appunto come lavagna accanto, insomma, come se fossero una lavagna. Anzi, pick and roll. La prima spaziatura di pick and roll qua è il classico pick and roll, volgarmente detto 4 angoli, che gli americani chiamano shake, cioè pick and roll sul prolungamento del gomito con un giocatore in angolo, con un giocatore all'altro prolungamento del gomito e con un giocatore nell'altro angolo. Classico pick and roll, classica spaziatura, in transizione, a gioco rotto, pick and roll, 4 angoli. Ma non esiste assolutamente solo questo tipo di pick and roll. Ad esempio, se togliamo l'angolo, abbiamo il cosiddetto pick and roll laterale, altri pick and roll molto giocato in transizione, vai dall'altra parte, sale un attimo e vai in attimo. E qui pick and roll laterale, differenza, abbiamo 3 giocatori davanti al blocco, poi pick and roll centrale, ad esempio abbiamo un giocatore da parte qui, il bloccante sempre, un giocatore
l'angolo, un giocatore in questa posizione di prolungamento del gomito e un giocatore in ala da questa parte, che è quello che gli americani chiamano spread, ok? Per aprire il campo. La più classica di queste situazioni è quella che parte con un blocco zip. Faccio vedere adesso, vai un attimo, blocca lui, fermo, bravissimo, esci da questo blocco, esci, passaggio, lui andrà a giocare il pick and roll centrale, lui salirà, lui va in angolo e siamo ritornati a questa spazzatura di cui vi parlavo. Pick and roll, spread, pick and roll centrale, classico. Perché dico classico? Perché quasi tutti noi allenatori giochiamo pick and roll centrale con due giocatori alle spalle del blocco, ok? E un giocatore davanti. Tanti allenatori in questa situazione tattica simulativa possono giocare queste situazioni di blocco con due giocatori davanti al pick and roll. Perché? Per forzare un aiuto, vai nell'angolo, scusa, piano, facciamo finta che qualsiasi sia la difesa, attacca, rolla, un aiuto dall'unico giocatore dietro che molto probabilmente è il miglior tiratore della squadra e quindi la palla andrà a lui e tirerà, ok? E questo è un altro tipo di spazzatura. Vedete che, e ve ne ho dette alcune, ve ne dico solo un'altra, ci sono 1 milione di spazzature con cui si può giocare il pick and roll. L'ultima che vi dico è un pick and roll a uscire, ok? Cambia. Pick and roll rivolto verso la linea laterale, ok? Con o senza angolo occupato. Quindi la prima grande area di situazioni di cui vi ho parlato riguarda gli spazi concernenti l'uso del pick and roll. Okay? La seconda grande distinzione a cui tengo molto, che per me è molto più importante, riguarda il concetto, ovvero perché facciamo il pick and roll. Il primo grande concetto del pick and roll che a tutti i livelli si usa è il cosiddetto pick and roll di transizione, ok? Sempre dall'altra parte dell'oceano, e siamo costretti a parlare in inglese, non capisco poi perché, chiamano drag, ok? Quindi un pick and roll per essere subito aggressivi nei primi secondi dell'azione. Con chi? Probabilmente con il lungo che ha preso rimbalzo, apre la palla al playmaker e arrivando in contropiede va a bloccare. Ma non solo. L'altra grande distinzione è tra il pick and roll come strumento per arrivare a un altro obiettivo, ovvero pick and roll con poi il rollante che va a bloccare, pick and roll per dare una palla dentro, o invece pick and roll come strumento in sé per creare e mantenere un vantaggio di squadra, ed è ciò di cui andremo a parlare adesso, mettendo anche i difensori. Okay? Quello che a me non piace è il pick and roll come medicina di tutti i mali quando non sappiamo cosa fare con la palla in mano e mancano 10-8 secondi alla fine dell'azione. Quello è quello che mi piace molto meno fare, ma obiettivamente spesso si vede fare a ogni livello, poi si conclude sempre con un cambio difensivo e poi se hai un giocatore bravo, un esterno bravo a attaccare i cambi difensivi a ogni livello, beato te, se non ce l'hai, beata la difesa. Okay? E questo, infatti, non parleremo di questo qua. Ciò da cui voglio iniziare, l'unica cosa su cui coinvolgerò i ragazzi direttamente, è l'uso dei fondamentali. Perché? Come per ogni situazione di gioco, come per ogni tipo di blocco, anche pick and roll, se non ci sono dei buoni fondamentali individuali, non è efficace. Non è efficace, non serve a niente, perché la difesa non spenderà una difesa.
se non ci sono dei buoni fondamentali e non prenderemo un vantaggio. E allora vi dico un paio di cose che io alleno alcuni giorni, le mattine, con i ragazzi, sia più giovani, appunto delle giovanili, che con i senior, ma anche che uso come attivazione alla sera, al pomeriggio, senza, come dire, su e giù, avanti e indietro. Anche lì mi piace relativamente, insomma, io credo che a ogni disponibilità di tempo e palestra e a ogni livello si possa, anche i primi 10 minuti di un allenamento, fare qualcosa che non sia su e giù. Ad esempio, per quanto riguarda il giocatore che deve con la palla dare il pick and roll, troppo spesso si vedono dei mezzi di distrazione che si mettono qua belli, tranquilli, sereni, dicono dai, niente di sbagliato, niente di più sbagliato e banale e niente di più chiaro per la difesa da combattere. La parola chiave in qualsiasi azione di gioco a due, in particolare il pick and roll, è separazione. L'attacco deve creare separazione e deve costringere la difesa a una scelta, altrimenti vince la difesa. E la prima cosa da fare per costringere la difesa a fare ciò, cioè a fare una scelta e quindi ottenere di creare una separazione, è tentare di attaccare il lato opposto. Detto il difensore, per favore, all'esterno. Se lui difende su di me, la prima cosa che io devo fare è attaccare il lato opposto. È attaccare il lato opposto. Uno, perché se non difende va da canestro. Due, perché lo costringo ad andare sotto la linea del blocco e poi a un vantaggio. Secondo aspetto, altrettanto importante, parti la linea, mentre io attacco il lato opposto, lui crea a sua volta una separazione, facendo cosa? Un cambio di velocità, uno sprint, venendo verso la palla, basta, e contatto, ok? E qui la difesa è obbligata a fare una scelta, magari il suo uomo che adesso non c'è, poi metteremo, è in ritardo, quindi facciamo un cambio, e tutto quello che può succedere che è codificato nelle scelte tattiche avversarie. Però se non lavoriamo prima sui dettagli, questo tipo di dettagli, la difesa non farà fatica, perché io sto facendo questo, lui arriva, basta che mi forza un attimo, figlio, pick and roll, uguale, niente. E allora non facciamo niente, facciamo qualcos'altro. Ok? Per essere uno strumento tecnico di squadra deve partire dai fondamentali individuali e dai dettagli. E allora, ad esempio, 2 minuti di inizio riscaldamento, gli esterni in una metà campo, tutti con la palla, esitazione, vado al lato opposto, layup, e allora allena questo cambio di velocità, oppure metto una sedia qua, esitazione, cambio mano, palleggio sul tiro, 2 minuti per lato, ma intanto alleniamo qualcosa che ci sarà utile dopo, i lunghi, dall'altra parte, metto una sedia lì, sbrigo, tocco la sedia, ci sarà un appoggio, chiusura, 2 minuti, non di più, intanto sciolgono la testa, arrivano in palestra, ma non fanno su e giù. E parliamo già di qualcosa che faremo dopo, niente di speciale, perché non dobbiamo far danni, prima di tutto. E qui i dettagli. La seconda cosa importante, e la seconda parola importante è contatto. Delle volte mi incazzo come una bestia anche con giocatori che insomma hanno giocato a un livello ben più alto di dove ho allenato io, perché non bloccano niente, bloccano l'aria,
e l'area non c'è bisogno di bloccare. E quindi contatto, prendo a prestito le parole che ho ascoltato quando ero seduto, ora sono spesso seduto al vostro posto, in piedi di Andrea Bicchieri, che non so, forse in maniera un po' filosofica, ma dice che in 5 anni, lui ci ha messo 5 anni a trovare questa definizione qui, ma ai suoi lunghi dice di immaginarsi proprio la figlia della cintura che va a colpire la tasca della chiappa del difensore del palleggiatore. Ok? Oh, questo bersaglio, ok? Contatti, duri, facciamo un fallo in attacco, andando a portare un blocco, va bene, perché diamo un messaggio chiaro agli altri, che noi ci siamo. Che la pallacanestro non è uno sport senza contatto, per fortuna è uno sport di contatto, quindi contatti duri. E allora io lavoro, io che sono un grande giocatore di pick-and-roll, lavoro, lo porto sul suo posto, lui arriva, contatto, e qui io provo e qui poi arriviamo a parlare di tattica, ok? Però intanto devo allenare questa qualità, e allora dopo i primi 2 minuti in cui si sono sciolti andiamo 2 contro 0 senza fare niente di speciale, però alleniamo questo cambio di velocità e questa collaborazione. 2 contro 0, un passaggio schiacciato, una rollata, 2 metacampi, ok? Senza esagerare, senza chiedere la luna, senza esercizi da clinica appunto, con 1000 appoggi, 300 birilli, 46 varianti, 2000 tiri, a cui io credo 0. Per questo non farò mai parte di selezioni o cose del genere, insomma, ecco, ma non credo agli esercizi da, come dire, libretto da corso allenatori, insomma, agli 1 contro 0 più 6 appoggi, ai 2 contro 0 più 45 birilli o cose, insomma, credo più all'essenza, insomma, ecco, è qualcosa di concreto che posso coniugare ad ogni livello, insomma, ecco, perché non trovo giusto personalmente che io debba avere 4 assistenti per poter fare un esercizio, insomma, ecco, perché magari alleno dalle 8:30 alle 10 e sono da solo, o ho solo un assistente che arriva magari 10 minuti dopo, poveretto, ho capito di lavorare 10 minuti prima, e quindi 1 contro 0 più 4 appoggi non si può fare. Quindi devo riuscire ad allenare anch'io, insomma, senza 4 appoggi, 45 birilli e 76 assistenti. Allora, chiedo che gli altri calci difensori, per favore. Un difensore della stessa stato, insomma, possono trattare gli altri. Parliamo adesso, e spero di non parlare un linguaggio troppo complicato, di come andare a lavorare da questa spazzatura di pick and roll sulle 2 scelte difensive, a mio parere, insieme al cambio, più frequenti a livello senior, quindi mi scuso se a livello giovanile parleremo alla fine magari di cambi difensivi, di come io li attacco, che sono il contenimento e l'aiuto al recupero, ok? Per fortuna posso parlare in italiano stasera perché mi tocca sempre dire drop, show, 1600 termini in inglese che non mi piace. Parliamo prima di tutto di contenimento. Questa spazzatura qui, dell'angolo si dietro la riga gialla, diciamo, un po' di basso. Ci possiamo arrivare, come detto, in 1000 modi. Parlo di questa spazzatura qui perché ci si può arrivare dal classico gioco corner di tutte le categorie del mondo, da un pick and roll in transizione, da un pick and roll a gioco rotto, da 2600 set. Eventualmente mi chiedete voi, non vi voglio rompere troppo le balle su troppe cose complicate, diciamo. Abbiamo parlato di fondamentali. Vediamo il caso che i bianchi scelgano di contenere 2 indicazioni
non di più. Hai 2 palleggi per essere incisivo di squadra. Il messaggio che do a chi porta il blocco, al rollante, dritto per dritto alla massima velocità sotto il ferro. Devi comprimere la difesa, devi impegnare la difesa. Ok? Questi sono 2 messaggi fondamentali. 2 palleggi, lui alla massima velocità. Lui alla massima velocità starà andando 99 volte su 10. Lui farà un passo d'aiuto. Ok? Lui farà un passo d'aiuto e allora sul contenimento il messaggio che do è che il vantaggio è dietro. Poche cose, un flash. Difesa contiene, dietro abbiamo il vantaggio. Finito, io alla squadra dico questo. Ok? Drop defense, advantage is back. Ok? Diamo la palla dietro. E l'altro messaggio importante è che una volta che la palla va qua, lui cosa farà? Proverà a recuperare, lui proverà a recuperare. 3 cose. 1, tiro. 2, attacco recupero. 3, palla dentro. Ok? Finito. Niente masturbazione in palleggio, niente. Finito. Ok? E l'altro lavoro dei fondamentali molto importante per lui è, prendo il suo posto un attimo e vedi, faccio tanti di poveri, vai, split, la palla sta andando e mentre la palla vola contro il suo recupero, contro il suo recupero, per guadagnare questo spazio qui, e a ogni livello di basket del mondo, se la palla arriva a lungo, con 2 piedi dentro l'area, o sono 2 tiri, o sono 2 punti, o sono 3 punti. Finito. Semplice. Semplice. Quindi il primo messaggio che vi voglio dare stasera, contenimento, vantaggio dietro. E anche qui, al secondo o terzo giorno, che può voler dire seconda o terza settimana, che alleniamo questa cosa qua, il famoso 2 contro 0 di inizio allenamento, magari è passaggio la mano dietro, 2 contro 0, che magari ai giocatori non dirà niente, ma intanto alleniamo qualcosa che ci serve dopo. Perché vi dico che il vantaggio secondo me è sul contenimento dietro? Vieni ancora qua. Perché tante difese con delle finte di aiuto da questo lato ti vogliono a mollare la palla troppo presto lì, ritorna e qua abbiamo perso tutto. E diventa un'altra cosa. E usciamo dall'obiettivo. E se giochiamo un pick and roll, probabilmente ci diamo di chi blocca. Ok? E vorremmo fare in modo che la palla arrivi sotto vicino a lui. Ok? Quindi questa è la prima grande cosa che adesso vi dimostrerò su un'altra spaziatura in cui credo. Distinzione basilare, difesa che contiene, vantaggio dietro. Ok? Avrei altri milioni di cose da dirvi. Ok? Passaggio nella scatola, tutte queste cose qua, ma voglio darvi questo semplice concetto, secondo me, che può essere utile a ogni livello. Per il giocatore d'angolo, vieni, ogni palleggio, anche qui chiarezza, ogni palleggio del mio compagno che sta sfruttando il blocco è un passo in risalita. Vai, 1, 2, perfetto, allora sono finiti. Sta finito tutto. Tiro, andiamo. Ok? È chiaro che loro sono bravissimi, è chiaro che magari sono cose che sentono per la prima volta, giustamente, che spero non sentano più per anni, nel senso, però ci tenevo a queste esigenze qua. Vi faccio capire da un altro tipo di spazio
spaziatura adesso, quindi sposto semplicemente lui e il suo difensore qui dietro, la palla qui in centro, il blocco qui in centro, qua. Situazione che abbiamo detto prima di zipper e pick and roll centrale, che vi ho fatto vedere prima. Ancora una volta lui, sollevatore diretto, stai dentro e si ferma qua. Lui gli passa sopra, abbiamo detto due palleggi per decidere, lui fa un blocco, due palleggi per decidere, difesa che contiene, vantaggio dietro. Ok? Anche qui, tiro, attacco, recupero, palla dentro. Cosa intendo? È chiaro che se siamo stati bravissimi, vai, lui bravissimo in difesa, sta, e io la palla la do là, aspetta, che sarà bravissimo, sarà andando lui, ma allora cosa facciamo? Vai, no, finito, e vi assicuro che vi sembrerà una banalità, dicevo, non viene mai, guardate quanti canestri su queste cose qui c'è, e lui cosa deve fare sul recupero difensivo? Andargli contro, se loro cambiano inconsciamente senza capire cosa hanno fatto, adesso loro hanno fatto, palla è qui, finito, tanti saluti a tutti, ok? Chiaro? Conti di merito, vantaggio dietro, allenamenti fondamentali, 1, 2 mani sulla testa di là, vai. 1, 2 dal palleggio dietro, ok? Ogni tanto anche a livello alto le difese si addormentano, 1, 2, palla qui dal palleggio, allenare questi passaggi, conta più di 1000 minuti di 5 contro 0. Adesso ritorniamo dietro con gli scambi di posizione. Andiamo invece a parlare dell'altra scelta tipica difensiva che io riscontro spesso a livello tra virgolette serio, okay? Che è una scelta di aggressività, d'aiuto al recupero o, per dirla all'americana, show o edge, ok? Cioè lui mi riesce aggressivo, ok? E lui può fare il cazzo che vuole, totalmente. No, nel senso, alcuni allenatori fanno passare sotto, alcuni allenatori fanno passare in mezzo, alcuni allenatori fanno seguire perché sono molto impauriti dalle abilità di palleggiatore che sfrutta il pick and roll, meno dalle abilità di chi usa lo spazio del roll. Ok? Evito solo un flash su quello che io chiedo contro lo show al palleggiatore. Primo, split, cosa vuol dire? Sfruttare il vantaggio di cui ho parlato prima, cioè se lui ha un cambio di velocità, velocissimo, lui arriva in ritardo, va, spezzo da doppio, ok? E anche qui, il giorno che lavorate con lo show, 2 minuti, mettete 2 seghe, una qui, e fate 2 minuti di 1 contro 0, boom, palleggio in profondità e vado a concludere il terzo tempo. Ai giocatori non dirà niente, ma dopo magari gli torna utile. Secondo, proviamo a far fare un fallo alla difesa. Andiamo aggressivi qui, che tutti i lunghi del mondo non amano fare show. Se loro escono quando colpisco un fallo a loro, vedrete che l'azione dopo non escono più, sicuro. Quindi split e fallo. Prima idea, aggressività, sempre aggressivi in attacco. Non è vero che l'aggressività è solo una questione difensiva, anche offensiva. La difesa lavora molto bene e allora il secondo messaggio di oggi è difesa che fa show, vantaggio avanti. Ok? E allora cosa chiedo agli altri? Di accorciare la linea di passaggio. 2 passi in diagonale verso di me. 2
guarda verso di me, ok? E qui andiamo avanti. Lui cosa dovrà fare sempre? Andare verso il ferro. Probabilmente l'allenatore dei bianchi, che è un fenomeno, cosa gli dirà a lui? Gli dirà, oh, aiuta qua. E allora tu cosa fai? E abbiamo finito di parlare di attacco. E abbiamo finito, ok? Ve lo faccio vedere, perché poi un altro dettaglio fondamentale. Faccio io piano, Allora, lui sta con me. Show. Lui sta contenitivo. Lui va, lui sta tornando con me. Palla di là. Ed è finita qui, ragazzi. Finita. Attacco il recupero, palla dentro. Non si recupererà invece lui. Attacco il suo di recupero e andiamo, penetra e scarica, che è la base poi di tutto, e mantenere il vantaggio. Ma altresì cosa può succedere dopo che gli altri hanno detto, guarda, Zonacina ha detto, cazzo, vantaggio avanti, te lo tolgo io il vantaggio avanti, va, vieni, anticipa, taglio al gomito, lì, stop, se vieni anche tu, lui schiaccia. No, piano piano, quello che voglio farvi capire è, lui deve andare dritto per dritto al ferro, sta correndo come una iena, aiuterà lui probabilmente, vada lì, stop, finiti, 3 contro 2, 3 contro 2, devono solo scegliere come morire, fa morire lui, fa morire lui, e magari nel giocato si capirà meglio, si capisce meglio, lui mentre la palla vola andrà a dare un'altra linea di passaggio qua, ok? E sono morti, 3 contro 2, contro-difesa, show molto aggressiva, contro-difesa raddoppio, e anche qui torno indietro, e i famosi 2 minuti, ogni tanto agli esterni contro lo show, palleggi in arretramento. Allora i messaggi che si danno ai bambini, palleggi in arretramento, oltre il piede più lontano, mano sopra la palla, gli occhi non sono lì, ma gli occhi sono lì, in mezzo all'area che vedono tutto, ok? Mai così, mai. E allora cosa alleno? Questo, alleno magari lo skip, alleno magari questo passaggio a lui, mai sempre per non aprire, per come la penso io, ok? Che non voglio mai dare le spalle che hanno girato in questa maniera qua, ok? Sempre per non aprire da. Ok? È chiaro che spero che si capisca, anche con la lavagna a capo, i ragazzi giustamente più giovani e meno fortunatamente educati su questi concetti, che quello che voglio cercare di far capire è poche cose, uno o due concetti universalmente validi, perché adesso abbiamo visto lo show con questa spaziatura qua, ma un'altra spaziatura è esattamente uguale. Altra cosa che può succedere contro queste difese aggressive a livello sempre abbastanza elevato, se io ho un ottimo trattatore di palla, posso chiedergli, invece che andare alla massima velocità sotto il ferro come una iena, di fare il cosiddetto short roll, che io e di dare questa palla qui, e da qui perimetro della squadra, e quindi lui giustamente rimarrà nell'angolo, oppure taglierà se con questa cosa qua, anche qua sono morti. 3 contro 2. 3 contro 2. E allora i tipi di passaggio, con mano sopra la testa, mano esterna, queste cose universalmente valide. Ok? Universalmente valide a tutti i livelli e in tutte le questioni riguardanti l'attacco. Okay? 2 semplici scelte, 2 semplici indicazioni per me, nella mia piccola esperienza, globalmente, universalmente valide. Difesa che contiene vantaggio dietro, difesa aggressiva,
vantaggio davanti e prima va via la palla, più in difficoltà è la difesa. Diffidate dei trastudatori e dei palleggiatori forti. Prima va via la palla, meglio è. E ve lo dice uno che ha, insomma, in squadra un americano che più palleggi fa, meglio sta. Quindi devo scendere spesso a patti con la sua voglia di palleggiare su pick and roll, di far 2000 cambi mano, eccetera. E vi assicuro che vi sembrerà banale questa roba qua, no? Gliela dici 3 volte, i giocatori alla quarta la fanno. Mai. 2 milioni di palle perse sul pick and roll, 2 milioni di palle perse sugli aiuti dopo che per tutta settimana, 4 giorni a settimana, mi raccomando, sì, coach, tranquillo, vado fuori subito, perfetto, andiamo via sereni con questa cosa qua. Perseverare, ok? Perseverare. Bravi ragazzi, mi riposo un attimo loro e mi riposo un attimo anch'io. Vi volevo chiedere, se avete qualche curiosità e qualche domanda su questi flash che ho dato, su cui sono stato volutamente parziale per 2 motivi. Uno, per non rompervi di tanto con della teoria così un po' spicciola, diciamo. 2, perché è un argomento talmente vasto, quello del pick and roll in attacco, che mi è sembrato giusto nel preparare questa lezione scegliere questi 2 flash da darvi, su cui poi magari parlare insieme a voi prima di dirvi altre cose. Prego. Sì. Guarda, io credo che dipenda anche dal tipo di squadra che uno ha a disposizione, insomma, ecco, io credo che senza un lungo non abbia senso fare pick and roll, insomma, ecco, senza un giocatore che possa essere istruito su degli spazi, su dei tempi, su dei fondamentali senza palla prima che con la palla, che da grande gli possano essere utili in un contesto di qualsiasi livello per fare questa cosa, credo che non abbia senso. Cioè, se ho una squadra di 5 persone altre uguali, non farei pick and roll, a mio modo di vedere. Detto questo, il mondo è pieno di squadre che fanno pick and roll con 5 giocatori altre uguali, le rispetto, magari prendono un sacco di vantaggi e esprimono una bella pallacanestro, bene, fa piacere, però secondo me non si può presupporre dall'avere un giocatore con spiccate caratteristiche fisiche tali da renderlo un bloccante nel futuro, insomma, un giocatore di pick and roll nel futuro. Altre questioni relative a questo? Chiaramente una cosa che non vi ho detto e che spesso succede contro le difese aggressive è quello che sempre gli americani chiamano slip the pick, cioè quando la difesa per over aggressività anticipa l'uscita, e allora il messaggio che do al bloccante è di non bloccare ma tagliare subito canestro. E da qua si creano spesso tanti vantaggi, ma credetevi, una cosa che sembra banale, su cui la Sassari di Leo Sacchetti ha costruito la vittoria dello scudetto, è proprio lo slip the pick, fatica ad entrare nella testa dei giocatori di qualsiasi livello, perché o non c'è comunicazione, o non si accorgono, insomma, non si accorgono, non vedono il comportamento del proprio difensore, quindi è una cosa molto difficile, come tutte, da fare entrare nella testa dei giocatori, perché l'altra cosa che ci tenevo a lasciarvi prima di continuare è: io sono sicuro che tutti noi conosciamo bene la materia, cioè quando andiamo in palestra siamo sicuri di quello che andremo a dire, ma conta anche il come, perché non conta soltanto quello che vi diciamo, ma conta quello che capiscono i giocatori e i ragazzi che abbiamo di fronte. Quindi la comunicazione, i mezzi comunicativi, e non sempre è la voce il mezzo comunicativo. Ve lo dice uno che ha iniziato il proprio percorso di allenatore, spero che si
percepisca anche alle 10:30 di sera che insomma sono uno abbastanza carico e con energie in palestra. Io iniziavo ai giovanili, parlavo e sempre con lo stesso tono, urlavo, dicevo, chiedevo. E a un certo punto sti ragazzini mi accorgevo che lì questo qua urla e va e disfa e parla. Cambiare anche lì, una cosa sussurrata ogni tanto, una cosa urlata ogni tanto, un gesto ogni tanto, una comunicazione stando in silenzio ogni tanto. Cambiare i registri comunicativi fa tutta la differenza del mondo e lo fa anche con i grandi. E già, purtroppo lo dico, da pazzo che ha avuto la pazzia, la fortuna soprattutto di provare a rendere la propria passione un lavoro, i giocatori professionisti dormono sostanzialmente nel 90% della loro giornata e del loro tempo in palestra, quindi se nel 10% in cui sono svegli un pochino riesci a dargli qualcosa, parti avvantaggiato e lì devi inventartele tu, cioè una continua lotta quotidiana e guerra senza quartiere per trovare il modo di lasciargli un messaggio, di entrare nel loro ego smisurato, insomma, perché partite dal presupposto che insomma, uno che di lavoro fa il giocatore professionista in Serie A una buona opinione di sé ce l'ha, però quindi nel 99% delle volte pensa come l'allenatore, nel senso tanto sto già io, no? Nel senso, quindi. E allora la sfida è penetrare questa corteccia, questa zona d'ombra dell'ego smisurato dei giocatori e lasciargli qualcosa, ed è bellissimo, insomma. Io sono un grandissimo appassionato del gioco e quindi d'estate studio, cliniche e quant'altro, però la cosa che amo di più del mio lavoro è creare una comunicazione e creare empatia con le persone, perché io credo che la differenza in tutti i contesti, quei 4-6 punti più in classifica, la porta anche il grado di empatia che si crea tra le persone che fanno parte di un gruppo, insomma, come riesce a comunicare la fiducia reciproca. Uno ti si butta sulla palla vagante, sia che giochi in promozione o in prima divisione o che giochi in Serie A, se lo vuole fare per te o per i suoi compagni, se no non lo fa. Sia che ci sia un contratto da x mila euro di mezzo o che ci sia soltanto la passione per farlo. Quindi è lì la lotta, ma anche la cosa bellissima del nostro lavoro, insomma, che possiamo parlare con delle persone, possiamo stabilire un legame con loro e possiamo tirar fuori qualcosa in più e qualcosa che magari non ha dato qualcun altro per quello che diciamo, per quello che trasmettiamo loro, per la voglia di sacrificarci insieme per qualcosa che amiamo tutti, che è la pallacanestro, insomma. Quindi questa cosa qua fa più la differenza tante volte di uno schema o di una variante o di 750 opzioni dentro un gioco. Chiudo dal punto di vista tecnico e chiedo veramente l'ultimo sforzo ai ragazzi parlando dei cambi difensivi, perché adesso ho dato 2 flash, le 2 insomma, scelte difensive su pick and roll di inizio azione o di insomma come strumento per creare e mantenere un vantaggio classiche. Al più del 50% dei pick and roll alla fine cambio difensivo, insomma, sostanzialmente. Quindi è chiaro che vi parlerò di cambi difensivi presupponendo che abbiamo un bloccante che sul cambio possa prendere un vantaggio vicino a canestro e un esterno che possa battere un lungo fronte canestro. Insomma, non vi parlerò di cambi difensivi su pick and roll con 10 giocatori alti tutti uguali. E spesso succede ed è molto più difficile da allenare. Ed è molto più difficile. E io lì personalmente lo allenerei andando avanti nelle nostre situazioni, continuando a giocare di movimento e non fermando la palla. In questo caso qui però voglio dirvi come piace allenare a me, ed è una cosa che alleno molto in settimana, i cambi difensivi, diciamo veramente con differenze di ruolo importanti. Dietro ancora 10 prima o valoroso. Allora, la vostra grande gioia siamo esattamente dove eravamo prima. La nostra pick and roll
al palleggiatore di dilatare lo spazio con 2 palleggi in allontanamento, ok? Vai su di lui. Mettiamo caso che il cambio sia a 2, ok? E non facciano rotazioni come spesso avviene a livello 6. Cronometro in testa, più di 14 secondi da giocare, voglio andare dal lungo, ok? Sempre, quindi chiedo alle 2, le chiamo sponde, insomma, alle 2 linee di passaggio più vicine, che sono lui e lui, di alzarsi e di creare dei triangoli per riuscire a mettere la palla dentro e poi andare contro le scelte difensive di spaziature e circolazione di palla, ok? E quindi può essere se lui è bravissimo a tenerlo sull'alto, se lui invece è bravissimo a andare davanti, ok, e da qui tanti saluti. Quindi prima idea, vado dentro se ho più di 14 secondi da giocare. La cosa chiaramente che la difesa cercherà di fare sarà proprio chiudermi queste 2 linee di passaggio. Quindi io dilato lo spazio, vieni, anticipa, e ancora una volta qui a livello alto cosa chiedo a giocatori capaci? Io li voglio questi anticipi, ok? Do la palla così, ok? A livello alto. Gioco sul vantaggio di fisico, ok? Altrimenti, credete, a qualsiasi livello lui sarà un po' preoccupato, vieni tu, e crea ancora una volta il famoso triangolo di prima. Qua lui, che adesso è un suo grande amico, però ci sarà davanti qui, ti lascia la palla qua e tanti saluti, arrivederci, ok? E vedete che non cambia molto da quello di cui stavamo parlando prima, ok? Però 7 volte su 10 il cambio difensivo avviene negli ultimi 8 secondi, 8, 10, 7 secondi. Allora faccio io così. Allora arriva 9, 8. L'idea è via la palla dalle mani dell'esterno, via la palla, perché credetemi, nel 99% dei casi lui si rilassa e allora me la ridà e qui sono cazzi del lungo, ok? Perché è rilassato un paio di cambi di mano vado dentro. Lui profondo, loro negli angoli e vediamo cosa succede sul vantaggio, ok? Finisco la rotazione interna, finisco le altre rotazioni, ok? Però troppo spesso a ogni livello non viene data via la palla, ok? Mentre ancora indietro, scusa. Troppo spesso cosa succede? Va, cambio. 2 milioni di palleggi così, 5, 4, 3, 2, 1. Poi ritorniamo al famoso discorso di culo, di tabella, l'ultimo tiro, grande gol, sei un fenomeno, hai attaccato i campi benissimo. Cross, che cazzo hai fatto? Devi togliere lui e vai a casa, no? Quindi via la palla e attacchi poi in maniera dinamica, ok? Anche perché saranno tutti poi preoccupati dell'esterno, no? In scadenza, quindi faranno un passo dentro, una via, io cosa farà? Oh, passo dentro, no, su, e attacchi qua, dinamico, massimo un cambio di mano, 2, ok? E credetemi, non lo capisco il giocatore. Non lo capisco, però perseverare anche qui, sempre. E quindi il cronometro come importante compagno di viaggio nell'attaccare i cambi difensivi su pick and roll, che in tutte le situazioni è chiaro che c'è tutto un universo tattico poi che entra in gioco, cioè squadre che sono pronte su questa scelta e quindi magari organizzano un sistema di cambi a 3, insomma cambi su
che coinvolgono gli altri giocatori per mandare l'altro lungo sul lungo, sul mezzo, però insomma, ci tenevo a darvi, per concludere questa chiacchierata, una nozione di quella che è veramente secondo me la difesa che più si trova sotto il pick and roll a tutti i livelli, che è il cambio, quel concetto secondo me non banale, che l'esterno via questa palla e poi si possa arrivare in squadra a un concetto che vogliamo costruire, cioè dentro dal lungo e mancano almeno 14 secondi, attacchiamo con l'esterno ma in maniera dinamica per coincidere il gioco di squadra se mancano 8-7 secondi. Okay. Proprio solo un po' anticipo, però credo non faccia male a nessuno, spero. Intanto voglio un grosso applauso per loro. A servirsi degli argomenti per fortuna noiosi che non li riguardano quotidianamente, quindi bravi voi, produzione vostra, se qualcun altro ha delle domande riguardo a questi argomenti, e di nuovo non abbandonate la pazzia che ci contraddistingue nell'essere allenatori, insomma, perché avremo un po' di malox da prendere, un po' di rotture di scatole, però poi le soddisfazioni che ci dà questo sport in palestra, soprattutto con i bimbi, ma anche a ogni livello con i grandi, sono impagabili, quindi perseverare, godetevi nei giorni in palestra e complimenti per essere qui a quest'ora, lunedì 7 gennaio, per me è un onore, un piacere, ogni volta che riesco a passare da questa parte a questa parte potervi dare qualcosa. Grazie mille, bocca al lupo.